35 squadre, 25 maschili e 10 femminili, composte da 6 o 4 componenti ciascuna, tutte a caccia di uno dei 20 bonus utili a limare la classifica. È stata una tappa senza colpi di scena, ma comunque carica di soddisfazioni, quella di questa mattina, per gli oltre 300 corridori che stanno prendendo parte alla 26esima edizione del Giro Sardegna. Alle 9 in punto le squadre erano in attesa di salire sulla rampa allestita nel meraviglioso scenario della spiaggia di Luimpostu, nei pressi di Budoni. Un tiepido sole invogliava più di un selfie, gli amatori in tuta tecnica ammaliati dal primo tepore di Sardegna. Subito dopo però è stata battaglia vera sui 17,5 km che dalla spiaggia hanno portato i corridori al traguardo allestito come al solito al centro di Budoni. La squadra più veloce è stata quella formata da Benedict Elbig, Matteo Bertani, Patrick Nastasi, Roberto Timothy Bonapace, Matteo Cassini e Lorenzo Sogliani. Sono stati loro, fermando il cronometro sui 22 primi, 37 secondi e 62 decimi di Nastasi, terzo, a conquistare il bonus più ambito, un minuto in meno da rosicchiare sulla classifica assoluta generale. Tra le donne, successo del team composto da Jutta Stinen, Anna Giesen e Judith Gerber, che hanno chiuso la gara al primo posto grazie al miglior tempo dell'ultima della batteria, Judith Gerber, con 24 primi, 48 secondi e 93 decimi. Questi risultati non alterano in larga misura la classifica generale. Solo la graduatoria del medio giro femminile, infatti, ha visto l'ingresso sull'ultimo gradino del podio di Maria Cristina Prati, che scavalca Francesca Sassani con appena 1 secondo e 53 decimi di vantaggio, in attesa della nuova complessa fatica di domattina, la Monti e Lago dell'Interno, 87 e 103 km tra medio e gran giro. Tutti gli altri leader sono rimasti mutati. Allora, intanto devo dire che la cronosquadre è un gioco e incide pochissimo nella classifica perché deve continuare a essere un gioco per mettere assieme le persone. Domani torniamo alla gara vera e propria, faremo l'interno della Sardegna, quindi si salirà in montagna per poi riscendere al mare. Strade in cui io oggi avevo scommesso che avremmo incontrato in 30 km nessuna macchina, invece ne abbiamo incontrate 3. Ecco, queste sono le strade che dal mare portano all'interno e le strade che vedranno i ciclisti impegnati domani.